Il recupero infrasettimanale della 26esima giornata contro il Merilli è una possibilità importante per il Gera per conquistare punti preziosi per la salvezza. I gialloblu guidati da Gianluca Arciprete, promosso primo allenatore dopo la separazione con Michele Campo, hanno un compito però ostico da fronteggiare perché l'avversario odierno viene da 3 vittorie e un pareggio nelle ultime 4 partite. Giaresi in campo con un nuovo modulo, il 4-3-3, ma con assenze pesanti a centrocampo, vista l'indisponibilità di Sciacca e la squalifica di Lemura. Mediana dunque affidata al rientrante Strano, a Santapaola e Garozzo. In difesa Petrella terzino sinistro, La Rosa a destra, piedi a tosti centrali. In attacco, ai lati di Ankovic, spazio a Mascari e a Tornitore. 18 minuti di poche emozioni, poi Merilli a farsi vedere in attacco, punizione di Ulma per Diouf. Sponda, la manca Santapaola, alimenta l'azione Gozzo. Assist bello per Catania all'interno dell'area, Catania anticipa Russo. Dentro per Leonardi, si oppone Piedra. La palla finisce ancora a Gozzo, che non trova la porta. Un cambio forzato per mister Arciprete, si ferma La Rosa, al suo posto dentro Caltabiano. Passano i minuti, continua a regnare l'equilibrio, qui Caltabiano spara in profondità. A cercare Tornitore, duello con Ulma. La palla passa, liscio di Nicolosi, ne approfitta Ankovic, scivola Nicolosi, Ankovic davanti a Genovese, Ankovic prova a saltarlo, lo ferma il portiere. La porta è ancora vuota però, Ankovic calcia, fermato dal rientro di Nicolosi. Dalla bandierina, va a Santapaola, sul secondo palo, sponda di Strano, Ankovic nell'area piccola, sfiora il palo. Finale di frazione in crescendo per i gialloblu, punizione di Strano, deviata, arriva la palla a Piedra che non riesce a direzionare verso la porta. Prima battuta della ripresa, ancora un piazzato di Strano nel cuore dell'area di rigore, allontana di testa Ulma. Verso Catania. Catania riesce bene a far scatenare la ripartenza di Battaglia che prova a tenere il pallone in gioco. Battaglia ci riesce e serve anche un grande assist per Leonardi, controlla a seguire, Leonardi anticipa l'uscita di Russo e viene steso e calcio di rigore per il Melilli. Dal dischetto va lo stesso Leonardi che spiazza Russo e porta proprio in apertura di ripresa il Melilli in vantaggio. Reazione immediata dei padroni di casa, Mascara va all'1 contro 1, riapre a destra verso Caltabiano, uno sguardo e mezzo, il cross è deviato da Diouf, il pallone si impenna, Tornitore lo contesta Genovese, poi scontro tra Ulma e Genovese, alimenta l'azione Mascara che calcia in porta, deviazione di Ulma forse col braccio, proteste vibranti nella panchina e del pubblico, l'arbitro lascia proseguire, continuano ad attaccare Giarresi, Garozzo per Strano nel cerchio di centrocampo. Alza la testa, poi lancio per Tornitore, stop a seguire, contrasto in aria con Gozzo, spalla contro spalla per l'arbitro, anche qui qualche protesta, contrasto Gozzo-Tornitore, non c'è nulla per il direttore di gara. Un altro cambio per mister Arciprete, fuori Garozzo, dentro Migneco. 70esimo, un altro calcio di punizione di Strano, dentro l'area di rigore, svetta Ulma, poi Caltabiano al volo dal limite, fuori bersaglio. Si riaffacciano in avanti gli ospiti, rimesse di Gozzo per Cristaldi. 1-2 con D'Amico, Cristaldi in aria, cross basso per Catania sul primo palo, gran colpo di tacco, 2-0, la firma di un altro ex, Francesco Catania. Terzo cambio per i padroni di casa, fuori Petrella, dentro Limina, Strano per Caltabiano, cerca compagni liberi, poi va al lancio, si oppone D'Amico, riesce a tenere la sfera in campo Caltabiano, tosto, in profondità per Ankovic, Ankovic riesce a liberarsi, poi calcia da posizione defilata, potente ma non preciso. Ultima chance per riaprire i conti, punizione di Tosto direttamente in porta, vola Genovese che toglie la palla da sotto l'incrocio. Il Melilli espugna il regionale e fa uno scatto decisivo per la permanenza in eccellenza. Per il Giarri invece sfuma la chance di riavvicinarsi ai rivali per la salvezza diretta. Anzi, il mantenimento della categoria passerà matematicamente dal play-out. I giarresi dovranno fare il possibile per disputare la gara secca almeno tra le mura amiche per poter contare così su 2 risultati su 3. Adesso il campionato si ferma per 2 settimane, si tornerà in campo domenica 12 aprile, ancora regionale, quando i gialloblu affronteranno il Niscemi, squadra ancora in lotta per i play-off.